Diavolo di un baco, l'aspettavano tutti coi fucili puntati alla mezzanotte del 31 dicembre e lui, zac, colpisce con ben 4 giorni d'anticipo. Le banche stamane ammettono molti dei festanti inglesi ieri a caccia di saldi per le vie dell'isola, costretti a soprassedere. 20.000 computer in altrettanti negozi non riconoscevano le loro carte di credito perché incapaci, come si temeva, di distinguere il passaggio dal 1999 al 2000. Già nei guai allora, niente panico, inconvenienti di poco conto, assicurano i tecnici delle banche, però, qualche dubbio comincia a serpeggiare nonostante i 3.000 miliardi di lire spesi dal 96 a oggi in Gran Bretagna per liberare i sistemi informatici dello spettro del Millennium Bug. Azione 2000, la task force allestita dal governo, ammonisce: sciocco pensare che il baco colpisca coi rintocchi del Big Ben. Il rischio ci sarà ogni volta che un computer usa una data nell'anno 2000. Ma l'alba del millennio è più vicina e per non correre rischi il governo ha perfino messo in allerta unità speciali dell'esercito, nonché, ai noi, ospedali e obitori per un'eventuale emergenza attentati. L'augurio naturalmente è che i soli fuochi di Londra siano quelli artificiali, 40.000 razzi destinati a illuminare molto più dell'anno scorso il Tamigi nei primi 15 minuti del nuovo millennio.